Il Napoli sta vivendo ore estremamente agitate dietro le quinte del mercato dei trasferimenti. E le informazioni che stanno emergendo indicano chiaramente che il club è ben lontano dall'aver concluso i propri movimenti. Dopo aver accelerato in maniera decisa per la chiusura dell'operazione giovane con il Verona, la dirigenza continua a lavorare in silenzio per sistemare la rosa in diversi reparti. È una fase di grande attività, con arrivi che vengono pianificati e possibili uscite valutate con estrema cautela. A guidare tutto c'è Giovanni Manna, sostenuto direttamente da Aurelio De Laurentiis. In un momento in cui ogni scelta può incidere non solo sulla stagione in corso, ma sull'intero progetto sportivo del Napoli. Ed è proprio in questo contesto che nuove rivelazioni stanno prendendo forza e attirano l'attenzione della tifoseria. A fornire nuovi dettagli è stato il giornalista Daniele Longo, esperto di mercato, intervenuto durante il programma Radio Gol su Kiss Kiss. Secondo quanto riferito, il Napoli è effettivamente interessato a Justin Jimma, un profilo che piace molto a Giovanni Manna e che viene seguito con grande attenzione. Ma non è l'unico nome offensivo sulla lista. Longo è stato chiaro nel sottolineare che Daniel Maldini resta un obiettivo concreto nell'agenda del direttore sportivo. Soprattutto perché condivide lo stesso agente di Lorenzo Lucca, Beppe Riso. Un dettaglio che potrebbe facilitare eventuali dialoghi. Questo conferma come il Napoli stia valutando diversi profili di esterni offensivi, alla ricerca del giusto equilibrio tra potenziale, costi e compatibilità tattica. Oltre all'attacco, Longo ha sollevato un tema che merita particolare attenzione: la possibile ricerca di un sostituto per Anguissa. Secondo il giornalista, la situazione va monitorata con grande cautela. Ma un'eventuale uscita a centrocampo non è da escludere, qualora si verificasse una mossa concreta che costringesse il club a intervenire. Questo dimostra come il Napoli mantenga aperti diversi scenari e non chiuda porte in anticipo, adottando un approccio flessibile e strategico in questa sessione di mercato. Un atteggiamento che potrebbe riservare sorprese nelle prossime settimane. Nel frattempo, non tutto ruota attorno a possibili cessioni. Longo ha fornito anche aggiornamenti importanti sul fronte dei rinnovi e delle permanenze. Amir Rahmani è molto vicino al prolungamento del contratto, con la firma che potrebbe arrivare già nella prossima settimana. All'interno del club, il difensore è considerato un elemento di grande valore, anche se spesso sottovalutato lontano dai riflettori. Altro dossier rilevante è quello di Scott McTominay. Il Napoli vuole estendere il suo contratto, i contatti sono ancora in una fase iniziale, ma il clima è positivo. Il giocatore è entusiasta della città, ben ambientato e non mostra alcuna intenzione di partire, alimentando un cauto ottimismo da parte della dirigenza. Alla luce di questo scenario, appare evidente che il Napoli è tutt'altro che fermo sul mercato. Ci sono esterni offensivi sotto osservazione, un possibile assestamento a centrocampo sullo sfondo e mosse importanti per blindare la base della squadra, attraverso rinnovi strategici. Ora la parola passa a voi, tifosi del Napoli. Jimma sarebbe una scommessa giusta? Daniel Maldini ha ancora senso per questo gruppo? E vi preoccupa l'ipotesi di una possibile uscita di Anguissa? Scrivete la vostra opinione nei commenti, perché il dibattito è solo all'inizio. E se volete sostenere il canale e contribuire a mantenere questi contenuti sempre aggiornati, prendete in considerazione l'idea di inviare un super thanks. Il vostro supporto fa davvero la differenza.